Gianmarco aveva 32 anni, non ha fatto a tempo a compiere i 33. Quel giorno stranamente non guardavamo né televisione né telefono, eravamo in compagnia e poi il figlio minore ci ha chiamati e da là è cominciata la nostra nuova vita. 3 luglio 2022, sono le 13:43 di una calda domenica, quando un enorme seracco si stacca da Punta Rocca sulla Marmolada, causando la morte di 11 alpinisti. Tra loro anche il montebellunese Gianmarco Gallina con la compagna Emanuela Piranna di Bassano. Entrambi hanno 32 anni ed una vita che volevano costruire insieme, la nuova casa ad Asolo, la grande passione per la montagna. Erano appassionatissimi della montagna, per loro esisteva la casa, il lavoro e la montagna. I genitori di Gianmarco, all'avvicinarsi del 3° anniversario della tragedia, hanno voluto organizzare un incontro per sensibilizzare su un corretto approccio alla montagna e soprattutto per valorizzare il lavoro e ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per i soccorsi con dedizione assoluta in ogni momento, anche quando un violento temporale li aveva costretti a scendere a valle. E appena è smesso il temporale sono risaliti subito negli elicotteri e rischiando la loro vita. La loro vita era da mamma, gli chiedo: ma dove andate? Aspettate, non c'è fretta, non c'è. Invece no. Perché io non so se è una cosa che una mamma sente, ma io già dalla sera avevo realizzato tutto. Io dalla sera avevo realizzato che non avrei più rivisto nostro figlio, Emanuela e tanti altri.